mi ha fatto quasi sorridere quando parla dell'aumento di suicidi. Fatevi un conto, andate a vedere dove sono i paesi dove ci sono il maggiore numero di suicidi. Parliamo dei famosi paesi sviluppati, la Svezia, la Norvegia, dove purtroppo questa cosa interessa anche tanti giovani. E questo mi fa un po' riallacciare anche al discorso che si faceva prima sul fatto che i giovani vanno all'estero, sul fatto che i giovani magari cercano qualcos'altro. Allora, non sempre avere tutto. Avere l'università con il convitto dentro allo stesso spazio, avere delle cure totalmente coprenti, sono metodi che soddisfano comunque la popolazione. La popolazione è sempre alla ricerca di qualcosa di diverso. Allora, andare a confondere il suicidio col medicalmente assistito dovuto a una malattia terminale è un'ipocrisia incredibile. Per quanto riguarda invece i discorsi che si facevano prima, mi piace riallacciarmi ai giovani che vanno via. Allora, da madre di 2 ragazzi ultraventenni, credo che sia un loro diritto fare delle esperienze all'estero, crescono, hanno bisogno di viaggiare. Noi, probabilmente la mia generazione, ha avuto molta più difficoltà a farlo, per motivi anche linguistici, non eravamo meno preparati e ci è mancata questa cosa. Quindi io sono convinta che i nostri giovani debbano fare delle esperienze all'estero. Molto spesso si accorgono che la vita non è quella che sembra. Io arrivo ieri da Chicago e mi dicevano il reddito medio, cioè il limite di povertà, è di $50.000 a testa, e quando hai $50.000 devi convivere con qualcun altro per poter sopravvivere, non metti via neanche un centesimo. Allora, bellissimo, è vero, si guadagna molto di più, ma quando tu sei in una città dove se guadagni 5, 6, $7.000 non riesci ad avere una tua indipendenza, mi farei anche qualche domanda: sei fuori, sei lontano? È vero, si può fare delle esperienze lavorative che magari qua in Italia non sempre sono disponibili, però bisogna anche tenere conto dei pro e dei contro. La stessa cosa succede in Svizzera, succede in Inghilterra in maniera molto forte adesso, e succede anche in Germania, per cui ben venga che i nostri giovani possano uscire. Ecco, un appello che farei alle istituzioni nazionali è quello: fate un ragionamento ad esempio sugli ordini professionali. Allora ci si domanda, perché io sono architetto, tanti miei colleghi sono andati a lavorare all'estero e tanti colleghi esteri vengono in Italia. Allora l'Italia ha ancora gli ordini professionali che possono anche andare bene, ma sono discriminanti rispetto a quello che è l'esame di Stato. Allora, se io mi laureo e ho fatto 5 anni di università, devo fare un esame di Stato che sappiamo benissimo che è una tagliola terribile per chiunque, dall'architetto all'ingegnere all'avvocato a quant'altro, e mi trovo il collega che si è laureato dopo 5 anni in Spagna, anzi 4 loro, e che può venire a firmare il giorno dopo in Italia. Dov'è la libertà dei nostri ragazzi? Dov'è la concorrenza? Dov'è la capacità più che di altro rendersi c'è stare attrattivi? dov'è l'Europa? Cioè, Dov'è l'Europa?